Benvenuti a Piatto Ricco, 3 giocatori pronti a confrontarsi cucinando al meglio delle loro capacità per dimostrare di essere i migliori e se mai non fosse così, qui possono autoeliminarsi in cambio di denaro. E allora che entrino subito sono Luciano il Piovra, Tiziana Friuli Friulà e Mary la Prof. Qui c'è un uomo che ha i tentacoli. Come stai, Piovra? Tutto bene? Di dove sei? Io sono di Castel Bolognese, ma originario di Taranto, in Puglia. Lì c'è il mare. Ce n'è Quindi tante proprio anche. ci sono. Ce ne sono tante anche, ma è di famiglia. Di famiglia? Eh sì, Hanno tutti i tentacoli. tutti. Come no? Mio padre era un pescatore, mio nonno un pescatore e io sono un pescivendolo. Perfetto. Meglio di così, l'ittico è nel cuore. L'ittico è nel cuore, mi piace questo. Senti, la domanda nasce spontanea. Vai, Sei Piovra anche nel carattere, diciamo, allunghi il tentacolo? prendo tutto. Bene, cari giocatrici, attenzione perché qui c'è un uomo che allunga il tentacolo. Tiziana Friuli Friulà. Friuli, Friulà. Perché sei friulana, immagino. Sì, sono nata in Friuli. Che voce suadente che hai. Sì, a volte mi scappa di parlare un pochino piano perché sono abituata così, insomma. Ma noi io e te possiamo stare qui serenamente, parlare Ok. con calma, anzi devi, metti serenità. Anche in gara sei serena così. Assolutamente no, perché ho visto i concorrenti e uno è una prof e uno è un Piovra, quindi altro che calma, no, per Gente niente. agguerrita, lei ha pure i capelli Sì. rosa. E infatti un bellissimo tono di rosa. Bene, adesso vado a sentire Mary la Prof. Allora, Mary, prof. Sì, Terribile le prof. no, io no. Sì, forse sì. Però corrette. Corrette. Sì. Giuste. Giuste. Ma Bravo. chi te l'ha detto? Io. Quindi però difendi la dove- categoria. Difendo la categoria, sì. Bene. Senti, prof di Inglese. English. Sì, non mi fa domande difficili, non cominciare, eh. Come si dice? Non so. Patti chiari, amicizia lunga. Good fences make good neighbors. Oh, very, very beautiful. Thank you. Allora, ricordati che qui è piatti chiari, amicizia lunga. Ok? Bello, bello, Sì? bello. Ok? Bello, ok. Clear dishes, long No friendship. friendship. Ok? Fantastico. Allora il Piovra, Friuli Friulà e la prof. Vedremo chi di voi avrà la strategia giusta e il talento per superare il primo round e cucinare il piatto del giorno che è nascosto dietro il pass. A tra poco. Oggi ad Alessandro Borghese Piatto Ricco si sfidano Luciano, il Piovra, Tiziana, Friuli Friulà e Mary, la Prof. Gennaro li aspetta al tavolo da gioco, dove tutti assaggeranno i piatti di tutti e dove per vincere sarà fondamentale giocare d'astuzia. Welcome to Piatto Ricco! Oggi giochiamo con Luciano, detto Octopus, cioè Piovra. Poi Tiziana, Friuli, Friulà e Mary la Prof, una prof di inglese, per cui stiamo organizzando questo programma in doppia lingua. Allora, loro 3 stanno per scoprire che cosa cucinare nel primo round. Un uomo, un giudice, un mito ha nascosto nel pass il piatto del giorno e quell'uomo è qui accanto Ciao a me. Vale, Gennaro Esposito. ciao giocatori. Ciao, buongiorno. How are you? Fine, thanks. I am very curious. Sei Sono curioso? molto curioso di come ve la caverete. Ah, sono molto curioso To discover di scoprire how come you are gonna cooking cucinerete the dish of the il day. piatto del giorno. Mamma mia! Allora, non prolunghiamo l'attesa, dobbiamo scoprire la ricetta. Giocatori, il piatto del giorno è spiedini di seppia al pesto. Seppie e pesto è un abbinamento che non ho mai visto, non ho mai assaggiato, non ho la più pallida idea di che sapore deve avere. Speriamo di farcela. Allora, Gennaro, vuoi dare un avvertimento ai nostri giocatori di oggi, per cortesia sul piatto del giorno? Players, today are bitter cabbage. Cioè, giocatori oggi?
cavoli amari. Ah, so cavoli amari! Caspita, mamma mia, Facciamolo in italiano, Ma è meglio. facciamolo in italiano, che è meglio. Si sa, giocatori, 3 è il numero perfetto. Cuocete i tentacoli per 3 minuti e poi unirete a ripieno. Anche per fare il pesto ci sono 3 strade: mortaio, mortaio, mortaio. Mi sento morire. L'ultima volta che ho usato il mortaio è venuto veramente bruttissimo a vedersi il pesto. Boh, proviamo. Gennaro, grazie delle tue indicazioni. Adesso puoi tornare al tuo posto. Tra See poco you ti soon. raggiungerò. See you soon. Bye bye, Gennaro. Per voi pochissimi secondi e darò il via alla gara. Siamo nel primo round, il piatto del giorno sono gli spiedini di seppia al pesto. Giocatori, vi ricordo che al termine della cucinata uno di voi 3 torna a casa, mentre gli altri 2 si sfideranno nel secondo e ultimo round. Allora, avete 30 minuti di tempo. Mano ai fornelli, 3, 2, 1, il tavolo vi aspetta! Spiedini di seppia al pesto. Secondo me, voi potete fare dei grandi piatti. Il Piovra, Sì? come intendi procedere? Allora, faccio a pezzettini le teste delle seppie, Mhm. le faccio saltare un po' in padella, con un po' di olio, sale e pepe. Semplice. Semplice, per esaltare il sapore. Il pesto. Poi facciamo un mortaio, iniziamo con l'aglio, pinoli, tritiamo tutto, poi ci aggiungiamo il basilico, un po' di sale, ci mettiamo il pecorino, il parmigiano. Occhio! Hai visto la tua cassetta? Sì, Hai visto dei formaggi? no, È un pesto senza formaggio, guardate bene quello che avete. Mm? Bene, quindi tentacoli in padella, saltati magari con un po' d'aglio e dopodiché potete iniziare a fare il pesto. Ma io vengo da te, Tiziana, raccontami un po'. Vedo che lì hai messo del pane con del latte ad Sì. ammollare. Sì. Servirà per il tuo ripieno? Sì, pensavo di metterci dentro un po' di panno ammollato con il latte. Ok. E il pesto come te la cavi? Il pesto me la cavo malissimo, anche perché io vengo da nord-est e quindi siamo distanti. Tuttavia, te la posso fare? Ma sì che ce la puoi fare, senti il mortaio, lo conosci? Eccolo qua. Sì. Meraviglioso, te lo metto Sì. qui. Mai usato? Forse da piccola, quando facevo le torte per le bambole. Ah, molto bene, mi sembra un'ottima esperienza gastronomica. Vero? Ti aiuterà sicuramente. Sì. Allora, cara, ti lascio ai tuoi tentacoli che vanno saltati in padella con un po' d'olio, un po' d'aglio per 3 minuti. Perfetto. Vai! Prof! Seppie, Allora, sì. spiedino, Sì. pesto. Sì. Allora, pesto col mortaio... No, no. Mortaio. L'hai mai usato? Una volta, Che è successo? che non mi è venuto. Non ne ho la minima idea, ma non mi è venuto il pesto. L'hai vissuto male questa cosa? Probabilmente ho sbagliato perché ho messo tutti gli ingredienti insieme. Vedi? E ho sbagliato lì probabilmente. Ci va prima? E ora qua, prima l'aglio e i pinoli. Prima Aglio e aglio. sale. Poi ci vanno? Pinoli e poi basilico. E poi? Sale. No. L'olio, sì. Che abbiamo detto? Prima? Prima l'aglio. Con? Col sale. E tu che hai messo? Pinoli. I pinoli. Fortunatamente anche Mary con il mortaio non ce la fa. Per fortuna. Vedi? Guarda la semplicità. Sì. Però vai un pochino da lui ora, vai, perché qui stai qui Ti mi nervosisci? nervosisci. Sì, vado via? Sì. Vado, Sì. Ok. Grazie. Allora, Piovra, dimmi tutto. che si dice? Allora, ho preso un po' di pane raffermo, l'ho immerso nel latte per ammorbidirlo, poi ho cotto le teste della seppia con un filo d'olio, spicchio d'aglio, un po' di pepe e timo. Fammi sentire. Ha un buon profumo. Speriamo che sia buono. Hai dei capelli eccezionali. Grazie. Vogliamo Fammi le cose tanti. troppi. E di famiglia. Sì? Siete capelloni? Sì, anche la mia compagna è piena di capelli, mia figlia è piena di capelli. Sì, hai una figlia. Eh sì, bellissimo. Come si chiama? Clara, come mia mamma. Ciao Clara, come mamma. Senti, questa dolcezza mi fa venire in mente che devo andare da qualcuno, da un uomo dolce, morbido. Ti aspetto, Vado, mi ti aspetto, aspetta. ti sta aspettando. Certo. Bene, giocatori, abbiamo chiacchierato, ma adesso datevi una mossa con questi spiedini di seppie con il pesto. Vi lascio soli perché gli dovete da sotto. Io invece vado da Gennaro a parlare di seppie e di mortai.
Te ce la fai con questo No. mortale, nemmeno io. Lui non dice niente, guarda, ha già messo tutto dentro. Chi lavora non dice niente, ricorda. Certo. Ale, Eccomi qua, Gennaro. Alza. Io vado subito ad assaggiare. questo è un piatto fresco, Perché i semplice, tentacoli 3 minuti? perché così rimangono belli, piacevoli alla masticazione e regalano degli umori spettacolari. Il pesto è anche molto delicato e il fatto che non ci sia formaggio, secondo me è giusto. Sì, sarebbe stato un po' coprente il formaggio rispetto alla seppia. L'aglio nel pesto, quanto è pericoloso? Insomma, se cedono con l'aglio, Ale, non sentiamo il basilico, non sentiamo l'insieme, addirittura possiamo coprire la seppia. Ragazzi, voi come siete? Io, guarda, con questo poi alla fine è venuto un po', però... Ce l'hai fatta? Sì. Brava. Te? Ma no, ancora no. I nostri giocatori devono fare anche attenzione alla consistenza del ripieno. Non deve essere troppo saporito, il ripieno deve essere abbastanza neutro, perché questo è un piatto che è un'ode al pesto. Quindi qui è più protagonista il pesto o la seppia in questo piatto? Guarda Ale, è un equilibrio, la sfida per i nostri proprio giocatori è stare in equilibrio, senza far prevalere nulla rispetto all'altro. Grazie Gennaro, devo dire, delicato questo piatto, mi piace. Tornerò qua con 3 piatti del giorno, spero al giusto equilibrio. Ma te lo Ciao, Gennaro. conservo questo? Lo... Sì, magari dopo me lo mangio. Te lo Lo conservo? lascerò da parte. Ah, ok. Poi io me lo assaggio. Ah, eccomi qua. Come sta andando? Sì, stiamo riempiendo la seppia. Perfetto. Il pesto l'hai fatto al mortaio, quindi sei quasi pronto. Quasi. Molto bene. Mia cara Tiziana, come siamo messi qua? Ho sbagliato il pesto. Come hai sbagliato il pesto? Tantissimo. Ho fatto Eh? troppo concentrato. Vabbè, ma lo si può ammorbidire, non è mica un problema, no? Sì. Certo. Lì stai facendo che cosa? Un po' di pangrattato tostato assieme ai pinoli. Da mettere sopra? Sì, piccolo decoro. Che bella idea. Speriamo. Allora, giocatori, vi ricordo che avete unicamente 5 minuti per chiudere i vostri piatti, perché dopo io chiudo il tempo. Prof, Sì. quando tu fai i compiti in classe, quanto tempo dai ai tuoi alunni? Un'ora di solito, 55 minuti. Poi tu a 55 minuti che fai? Ritiri i compiti. Vogliamo quindi mettere gli spiedini, altrimenti io ritiro la Sì. padella tra 5 minuti? Oddio, non vorrei tirare la padella per 5 minuti. Aspetta. E poi ti rimando a settembre. Bravo. E rifai gli spiedini e rifai il pesto. Capito? Sì. Va bene. Dai, via. Piovra, spiegami che cosa hai fatto per rendere, diciamo, marrone la seppia? Allora, l'ho sfumata col vino, però è andata oltre. Ho fatto caramellizzare troppo il vino. Sembra pollo. Sovraccoscia di seppia è questa. Giusto. Allora, Tiziano, la seppia pollo di Luciano, Sì. che effetto ti fa? La vedo un po' scura. Forse l'ha passata un po' di cottura? No, ha messo il vino e l'ha scordato e quindi si è caramellato Aia. il vino. Sì, perché gli zuccheri del vino diventano scuri. Ha rovinato il piatto, forse. Se è bruciato è amaro. Tamaro. Speriamo. Sinceramente, da uno che lo chiamano il piovra, non mi aspettavo un errore così. Allora, se dovete aggiustare di sale, se volete mettere un filo d'olio o una piccola palatura sopra, è il momento di farlo, perché mancano 30 secondi al termine della sfida, dopodiché io devo assolutamente fermarmi. Un po' di pesto qui, un po' di pesto lì, ed eccoci qua. Giocatori, 3, 2, 1, il tempo è finito, tutti a tavola! Andiamo! Nonostante qualche piccolo errore col vino, i miei spiedini di seppia sono venuti una favola. Non sono soddisfatta dei miei spiedini di seppia al pesto, però vedendo gli altri, i miei sono notevolmente migliori. Sono soddisfatta del mio spiedino di seppia al pesto perché sono riuscita a dare una morbidezza all'interno, una croccantezza all'esterno, un guazzetto delicato che contrasta un po' con il croccante del pane. Giocatori, siete qui per assaggiare tutti i piatti di tutti. Se al termine degli assaggi
non sarete convinti di quello che avete cucinato, potrete autoeliminarvi portando a casa 300 euro in gettoni d'oro. Se invece nessuno premerà il pulsante, andrà a casa il peggiore scelto da Gennaro, ma con 0 euro. E allora iniziamo da te, Luciano. Nome del piatto e perché il migliore? Seppia dello zio. È il migliore perché è stato fatto con passione. Punto. Prego, assaggiate. L'aglio è veramente tanto e copre tutti i sapori. E poi è un po' anche slegato il ripieno, secondo me. Troppo l'aglio ti ha un po' tradito e questo vino così caramellato in superficie non ti sta. È anche un po' gommosetta la seppia. Secondo me era cotta bene, come consistenza. Gennaro, per favore, assaggia tu il piatto di Luciano e dimmi la verità. Luciano, sono d'accordo con le tue avversarie. Il pesto è troppo pieno d'aglio. Però la cottura dei tentacoli è molto interessante. Per me questo è un piatto rinnovato. Rinnovato. Va bene. Tiziana, per favore, nome del piatto e di ai tuoi avversari perché il tuo piatto è il migliore. Si chiama seppia mare e monti perché come in Friuli si va dai mari ai monti. E sarà il migliore perché ho voluto abbinare un po' di croccantezza e quindi spero tanto che vi piaccia. Luciano, dici che cosa ne pensi? Secondo me la seppia andava cotta un po' di più. Sul pesto sembra quasi come il mio. Cioè come il tuo in che senso, perdonami? Si sente l'aglio, si sente tanto. Sai di essere il peggiore, Luciano. Forse vuoi portarmi nel fosso con te? Ma io no, non ci vengo. Ha ragione, il pesto è spinto troppo di aglio, secondo me. E mi sembra un po' piatto come... Piatto? Sì, cioè non mi dà sprint. Cercherò di capire cosa intendi. Piatto perché non mi dà niente, non mi dà nessuna sensazione. Ok. Gennaro, per favore, assaggialo tu. Dimmi se è piatto. Tiziana, la cottura della seppia è molto gradevole. Ho trovato forse un pizzico di sale in più. Per me questo è un piatto minimalista. Benissimo, perché con tutti questi ingredienti, minimalista è un complimentone, non è troppo olioso allora. Mary, a te la parola. Allora, il mio piatto si chiama seppia sofferta, perché ho veramente sofferto per farla. E è il migliore perché ho provato a mettere il pesto dentro il ripieno, per fare una cosa magari un po' diversa. Luciano, inizia te. Se non fosse stata cruda non sarebbe stato male, però manca un po' di pepe, un po' di sale. Ok. Tiziana. È gradevole alla masticazione per chi ama il crudo come me, ma all'interno è tanto 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 delicato, proprio un pochino sparisce. E anche cuocere il pesto, non so. Vediamo. Tiziana ti insulta in un modo molto particolare perché ti insulta con il sorriso, quindi non credo a tutto quello che lei dice. Gennaro, per favore, dimmi cosa ne pensi di questo piatto. Mary, non sono d'accordo con Tiziana e Luciano sul fatto che la seppia sia cruda. Secondo me è cotta bene. Però è anche vero che manca un pizzico di sale di ripieno. Per me questo è un piatto accalorato. Accalorato per me vuol dire un piatto casalingo, quindi lo reputo un complimento. Gennaro, hai assaggiato tutti i piatti. Adesso metti il nome del peggiore nella busta. Grazie, Gennaro. Giocatori, Gennaro ha parlato e ha definito i vostri piatti. Rinnovato, il tuo, Luciano. Minimalista, il piatto di Tiziana. Accalorato, il piatto di Mary. Poi ha scelto il peggiore, l'ha messo nella busta. Adesso vi chiedo, chi è il peggiore del round? Fate il vostro gioco. Gennaro, vieni con me. Ma secondo me il tuo non era male. Ma non era né condito
E secondo me è crudo. Fra queste tre portate temo che la peggiore sia la tua, perché una volta assaggiato un pezzettino di un piatto ti dovrebbe venire il desiderio di continuare. Invece io mi sarei proprio fermata al primo assaggio. Tiziana e Luciano non riescono a far cadere le mie certezze perché sono convinta che la mia seppia sia la migliore. Però da quello che lui ha detto non mi sembra di essere stata la peggiore, insomma. Senti, Mary, Lei ha dato il nome corretto al piatto, seppia sofferta. ha calorato il suo piatto. Probabilmente lei si è accalorata quando l'ha cucinato. E poi mancava sale di pieno, però allo stesso tempo è un piatto che mi ha scaldato il palato. Non è bella la seppia cruda, come dicono Luciano e Tiziana. La cottura era corretta, mi faceva venire voglia di continuare a mangiare. Per me è crudo e non condito bene. Bisogna vedere a questo punto se è meglio il poco condito o il troppo, il pungente dei nostri due. Il suo, secondo me, il pesto era come il mio. Sì, il pesto era veramente taglioso. Ah, sai, a me ha detto minimalista, per cui non era eccessivamente forte, no? Però il pesto era Perché forte. per essere minimalista... Il Il pesto era forte. era forte il mio, ma pure il suo. Sì. Invece, il piatto di Tiziana l'hai definito minimalista. Lo spiglio di seppia scompariva un po', i tentacoli in un fine di cottura, poco pesto nel ripieno, poco ripieno nella seppia. E anche lei ha messo tanto aglio nel pesto. Ah, vabbè. Però la cottura della seppia era gradevole. Per me, Luciano, devi premere il pulsante, perché era il piatto veramente peggiore. Il troppo aglio veramente, secondo me, mi rovina tutto il piatto. Ecco. Sono gusti. Allora, Luciano, no, una pescheria, e gli capita che cosa? La seppia. Però non è che proprio si è comportato come me l'aspettavo. Senti, ma perché rinnovato? Gli ha cambiato proprio i connotati alla seppia. È vero. Ha sbagliato, esagerato con la caramellizzazione, col vino. Ma poi perché? Io mi Però chiedo. la cottura del tentacolo l'ha azzeccata. L'interno, dici? Sì, 3 minuti e 3 minuti erano. Senti, il pesto? Ma non lo senti? Aglio. Tanto, eh? Voglio vedere chi c'è in busta, va, andiamo. Andiamo. Credo che fra i tre piatti il peggiore sia il tuo, per cui se premi il pulsante, via, ti porti a casa comunque una bella soddisfazione, Sì, secondo me fai bene a spingere il pulsante e portarti a casa i 300 euro. Ok. Luciano, Tiziana, Mary, vi siete confrontati. Ora, sul tavolo ci sono 300 euro in gettoni d'oro. Se pensate di essere il peggiore, premete il pulsante e andatevene a casa vostra. Avete 20 secondi di tempo per fare questa scelta. Da adesso. Giocatori, il tempo è trascorso e ho una notizia da darvi. Nessuno di voi ha premuto il pulsante. Significa che da questo tavolo uno di voi se ne va via con 0 euro. E quella persona è scritta nella busta di Gennaro Esposito. Perché per Gennaro il peggiore è... Luciano. Perché non hai premuto, Luciano? Pensavo che la seppia fosse cotta bene, ma però il pesto ha rovinato tutto. Anche forse quella caramellizzazione. Gennaro, per favore, dici tu perché il piatto di Luciano è stato il peggiore. Hai detto bene, Ale. Quella eccessiva caramellizzazione ha trasformato la tua seppia quasi in un fungo porcino, no? Era scura, quasi marrone. E poi l'aglio nel pesto effettivamente è stata l'altra goccia che ha fatto traboccare il vaso. Bene, allora, Luciano, grazie di aver partecipato, buon Grazie rientro a a voi. casa e saluta la tua Grazie, piccola. Luciano. Grazie. Ciao caro. Ciao. Tiziana, Mary, preparatevi perché si gioca a piatto ricco. Tiziana, Mary, siete rimasti voi due a giocarvi il piatto ricco di oggi. Cerchiamo di capire cosa è nascosto nel pass. Qual è l'ingrediente su cui costruirete il piatto ricco di oggi? E allora
lo svelo, perché il piatto ricco di oggi ha come protagonista il petto d'anatra. Mamma mia, lasciatemelo dire, ragazzi. Avete a che fare con un signor ingrediente. Siamo rimaste io e Tiziana e vediamo come se la cava la friulana con il petto d'anatra. Contente? Perché non sei contenta, Tiziana? Perché non è un piatto tipico che cucino. E io il petto d'anatra non so proprio come lavorarlo, non so come affrontarlo. E tu invece, Mary, sei contenta del petto d'anatra? Sì, l'ho già fatto. molto bene. Mi è venuto bene. L'ho fatto una volta. Giocatrici, avete 45 minuti di tempo. Mano ai fornelli. 3, 2, 1, il tavolo vi aspetta. Correte a prendere il vostro petto d'anatra. Oh, eccoci qua. Allora, professoressa, là sopra c'è un bigliettino. Cosa ci dice? Rendimi ragù. Rendimi ragù. Il terrore sul vostro volto mi fa piacere. Il ragù d'anatra non è un piatto caratteristico friulano, quindi mi trovo veramente un attimo agitata. I ragù li hai fatti. I ragù qualche volta li faccio, ma non d'anatra, e quindi niente. Ragioniamo, no? Un ragù ha bisogno di essere tagliato a pezzettini, corretto? Poi che cos'ha di nobile questo taglio? Quello che voi state levando, ossia la pelle. Dov'è il sapore dell'anatra? Nella pelle. Poi non si sa Gennaro che cosa ha deciso di mettere dietro al passo, perché c'è scritto rendimi ragù, ma quindi rendimi ragù. Se voi ragionate bene, eccolo qua, attenzione! È un senso unico. Siete obbligate a prendere la stessa cosa. E si tratta di bigoli. Bigoli vuol dire un tipo di pasta, eh? Una pasta all'uovo da fare a mano. Non so farli, proprio non li ho mai fatti. Vedo che c'è la semola, sarà da impastare semola acqua. C'è anche il torchio, pensate. Vuol dire che adesso dovete montare il torchio, fare l'impasto dei bigoli e prepararli. Questo senso unico mi piace perché i bigoli li ho fatti diverse volte e l'unica cosa che mi preoccupa è il tempo. Tiziana, raccontami. Sì, Come vuoi procedere? procedo con rubarmi un po' di grasso dalla pelle dell'anatra. Ok, lo vedo che ti ecco. stai rubando un po' di grasso dalla pelle dell'anatra. Sì, e così non gli do solo grasso vegetale. Devo solo stare attenta a non bruciarlo. Quindi ecco. Non ho mai fatto i bigoli in vita mia, proprio non so neanche come montare quella macchinetta, ma ci penserò tra un po'. Ma guarda, questo è molto semplice, no? Guarda, ti faccio vedere. Per fortuna arriva in aiuto Alessandro e mi dà una mano a montare il torchio, diversamente sarebbe rimasto lì. Ok? Super. Ora devi fare l'impasto. Bene, vengo da te, mia cara Mary. Allora, Mary, se vuoi ti metto il torchio. Posso o mi piace? Certo. No, mi piace. Grazie. È un po' basculante, però funziona, tu puoi fare così. Ok. Sono certo che eventualmente però Tiziana Me lo ti presterà. ospiterà. Tu andrai col tuo bell'impasto e farai i bigoli. Aspettate! C'è un bivio obbligatorio! Amici di cortile o compagni di viaggio. Siete obbligati a scegliere se cucinare il petto d'anatra con gallina, faraona, cappone oppure funghi shiitake freschi, coriandolo, salsa di soia, prugne. Io scelgo amici di cortile perché mi trovo più a mio agio con questi ingredienti. Gioco di strategia e vado sul sicuro, su una cosa che conosco. Tutte e due siete andati con gli amici di cortile. Sì. Cappone, faraona, gallina. Sto pensando a come utilizzarli però. Non so se tritare un pezzo anche di questo, capito? Di questo cosa? Faraona forse. Che Vai mi di sembra- faraona? Bene. Allora, Tiziana, là si gioca con anatra e faraona. Qui, invece, Con il pollo? è l'unico che... La gallina, C'è la gallina. questa, la gallina. Ok. Una cosa buona che avete tutte e due è che l'acqua bolle. Oh, attenzione! Scorciatoia! Bigoli già fatti! Chi prima preme prende!
senza pietà ha già premuto Tiziana. Prendo la scorciatoia, mi sono tolta un pensiero. Mary adesso i bigoli se li deve fare da sola. Com'è? Così. Ehi! Bigolo già fatto, problema risolto. Bigolo già fatto, problema risolto. Fantastico. Vabbè, me li preparo. Una donna a pezzi. Tiziana ha preso i bigoli già fatti, la invio tantissimo, li avrei voluti prendere io. Ma io posso cedere i bigoli? Pensavo che sono tanti per me. E devi decidere tu, è una gara. Sei disponibile a dare metà dei tuoi bigoli alla professoressa Mary? Sì, perché ritengo che quando si combatte bisogna mantenere la dignità fino all'ultimo. Speriamo che li prenda, perché così le tolgo la possibilità di fare una pasta fresca fatta a mano e ritorniamo ad armi pari. Mary, hai sentito? Sì, grazie. Se vuoi, Tiziana ti regala metà dei suoi bigoli. Grazie, accetto Li accetti? volentieri. Sì, grazie Tiziana. E allora, mentre qui il buon umore e la sorellanza regna sovrana, io devo andare da un uomo che ha scatenato questo macello. Anatre che si incontrano con galline che vogliono conoscere faraone che poi hanno frequentato capponi. Grazie. Quante ne prendo? Dovrebbero Aspetta, esserci 6. 336. Grazie. Buon divertimento. Ale, finalmente. Mamma mia. Che è successo? Beh, allora, loro si sono lasciati impressionare innanzitutto dall'anatra, però si può affrontare, no? Guarda Ale, innanzitutto ogni ragù è un mondo a sé. Io sgasserei un po' il grasso sottostante la pelle dell'anatra e tosterei la pelle che poi mi regalano i ragù, veramente gli umori incredibili. Hanno fatto così loro? No, hanno levato tutta la pelle dal petto Ah. dell'anatra. La stavano buttando e l'hanno messa in padella per tirare fuori un po' di grasso. Beh, Poi, ci dà un po' di grasso, ma non è la stessa cosa, mi sa. Però meglio che niente. Ascolta, fammi vedere se ne hai fatti piccolini, i pezzetti. Te l'hai tagliato. Io l'ho fatta al coltello. Brava. L'hai tagliati a striscioline, non è proprio ragù, poi hai mandato i bigoli Certo. già fatti. Sai. Se li è accaparrati Tiziana. Ah, E poi sai che ha Tiziana. fatto? Colpo di scena. Che ha fatto? Il film, il gran finale. E La commozione. E che ha fatto? Non te lo dico. Lo scoprirai solo al tavolo. Emozione. Ciao. L'ho trovata l'anatra, che è successo? No, per una volta è una sorpresa solo per te. Ma non mi fa stare sulle spine. Tu, se fossi stata al posto mio, Avrei fatto la stessa cosa probabilmente. Lo sai perché? Perché così si combatte a armi pari. ma si combatte comunque, eh? Sì, per carità. Occhio. Allora, vediamo un po' che cosa succede. Ah, che profumo meraviglioso! Vediamo se qualcuno ha già calato i bigoli qui. Sì, brava Tiziana. Mary Prof, Sì, anche tu. sì. Sì, hanno un bel colore entrambi i ragù. Questo è un piatto che voi due da oggi non vi scorderete più. Mai. Mai. Lo ripeterete a casa per i vostri cari. E sarà sempre più buono. Mary, temo che dopo non saranno più tanto cari, dopo che gliel'ha fatto assaggiare, per quello che ho visto, insomma. Allora, siccome sono cari, saranno felicissimi di assaggiare anche se non è perfetto. È una piccola stoccatina. Brava! Ma guarda, Sei una giocatrice. la verità vince Sei sempre. convinta che il suo piatto non è buono, giusto? No, ho detto quello che penso. Credo che quella di Tiziana sia solo strategia, credo che stia cercando di minare le mie sicurezze con il ragù, perché questo ragù sta venendo veramente bene. Vinci tu? Ci sto provando in tutti i modi. Ah, ecco lo sguardo. Thriller. Giocatrici, mancano 2 minuti al termine della sfida. Il tavolo vi aspetta. Voglio 2 piatti di bigoli con ragù d'anatra e amici del cortile pronti da servire. Vai, ci siamo! Impiattiamo quel bigolo, condiamolo. Vai, giusto rapporto pasta-condimento è fondamentale, se no poi facciamo un bigolo in bianco, dopo tutta questa fatica. Ci siamo.
Vai, veloce, veloce, veloce. Giocatrici, 3, 2, 1, il tempo è finito. Tutti a tavola. Andiamo. Sono soddisfatta. Mi sembra proprio quei piatti che vedo al ristorante che hanno un centro del piatto e un accompagnamento di fianco. E credo che aver messo il limone nella gallina vada molto bene. Sono molto soddisfatta del ragù. Mi rendo immediatamente conto che i bigoli non sono perfettamente cotti, però il ragù spacca veramente. Giocatrici, state per assaggiare ognuna il piatto dell'altra. Per chi di voi deciderà di autoeliminarsi, ci sono 500 euro in gettoni d'oro da portarsi a casa. Se invece siete convinte del piatto che avete realizzato, non premete il pulsante e provate a portarvi a casa 1000 euro in gettoni d'oro. Tiziana, nome del piatto e di a Mary perché il tuo è il piatto migliore. Il mio piatto si chiama bigoli sfacciati con gallinella timida. Sono due modi di cuocere differentemente le carni e questo sarà il motivo per cui penso che vincerò. Ha messo il limone. Il limone nel ragù proprio non ci sta. E in più è slegato, è come se fossero due sughi completamente diversi. Il limone in realtà l'ho messo solo nella gallina per togliere quel retrogusto della gallina, solo che tu li hai mescolati, no? Io non li avevo mescolati, infatti. Sì, però se deve essere ragù non può essere separato. Ragù è ragù. Va bene. Gennaro, assaggia tu e dici la verità. Tiziana, i bigoli sono un po' troppo ardenti, ma questo tocco di limone non mi dispiace. Per me questo è un piatto increstato. Increstato? Cosa vuol dire? Che ho dato troppa importanza alla gallina cucinandola a parte con il limone? O increstato vuol dire che è un piatto che alza la cresta? Boh. Mary, tocca a te. Allora, il nome del piatto è anatra e faraona in cortile. È il migliore perché questo è ragù, non è separato. Mi manca l'anatra e mi manca un po'... non mi ricordo più. Grazie, scusa. Anche a te la pasta è rimasta un pochino indietro. Sì. Peccato che non c'è lo sprint che ti dice proprio questo è un ragù d'anatra. Ok. Mancano le ali per volare a questo piatto. Vabbè. Tiziana si rende perfettamente conto che il mio ragù è migliore del suo e quindi cerca in qualche modo di demonirlo, ma non ce la fa. Gennaro, assaggia tu e dimmi se questo ragù ha le ali oppure no. Mary, Tiziana ha ragione, anche il tuo bigolo è rimasto un po' indietro di cottura. Però il tuo ragù non manca di sprint. Anzi, per me questo è un piatto faraonico. Non so se si riferisce alla faraona dentro al ragù, però anche se fosse è veramente un gran complimento. Bene. Gennaro, hai assaggiato entrambi i piatti. A questo punto devi solo scegliere il peggiore e mettere il nome nella busta. Giocatrici, Gennaro ha parlato e ha definito i vostri piatti increstato, il piatto di Tiziana, e faraonico, il piatto di Mary. Poi ha scelto il peggiore e l'ha messo in busta. Ora sono io a invitarvi a riflettere. Che nome c'è dentro la busta? Chi farebbe bene a prendere 500 euro e andarsene a casa? Fate il vostro gioco. Gennaro, andiamo. Ho una certa convinzione. Il ragù doveva essere d'anatra, non doveva essere un ragù misto. Quindi la faraona non ci doveva andare dentro. Secondo me sì, perché il ragù è ragù, cioè lo fai anche di manzo E e maiale, di maiale. certo. Però noi dovevamo fare il ragù d'anatra. Eccoci qua, Gennaro. Allora, il piatto di Mary l'hai definito faraonico. Però faraonico può voler dire un sacco di cose. Eccezionale o esagerato anche in un'accezione negativa. È così? Esatto, Ale. La faraona era usata anche in quantità importanti, ma la faraona
è riuscita a non oscurare l'anatra. Se la sono giocata bene questa partita del sapore anatra e faraona. Però è anche vero che il piatto di Mary c'era un pelo d'olio in più. Sì, forse troppo olio, l'ho visto in padella. E poi ci ha messo lo salvia e rosmarino? No, Perché sai, il cortile è un posto rustico dove ci sono tanti cioè, sapori. non mi devi insegnare a fare il sugo, io il Ok. sugo lo faccio da una vita, so tutti i passaggi e il ragù doveva essere fatto in quel modo. E poi il limone non ci va proprio, sta un po' fregato. Sì, perché tu lo vedi nel ragù, invece io proprio l'avevo messo di fianco e Però visto non che è c'era una ragù, mezzaluna. non è ragù, erano due cose diverse e poi l'avevi tagliato a striscioline, va tagliato al coltello. Hai finito il piatto di Tiziana increstato. Ma c'entra la gallina? Come no? La gallina in questo piatto ha alzato un po' la cresta. Era sbilanciato il piatto? Il petto d'anatra l'ha utilizzato bene, però il ragù non era bello avvolgente, ben mantecato. Comunque tutte e due hanno sbagliato la cottura del bigolo. Sono arrivate un po' lunghe. Il bigolo era proprio al dente. Però vincerà lei. Vero? Sì, sì. Io non ero convinto, guarda. Sai Mary, secondo me se premi il pulsante fai comunque un figurone e vai a casa con dignità, vedrai. Secondo me lo devi spingere te il bottone. Non premerò il bottone. Ok, neanche io premerò il bottone. Perfetto, va Ok? bene. Tiziana, Mary, vi siete confrontati. Chi pensa di essere la peggiore sappia che può premere il pulsante e abbandonare la sfida portandosi a casa ben 500 euro in gettoni d'oro. Se invece siete convinti che il vostro piatto sia il migliore, puntate dritte ai 1000 euro in gettoni d'oro. È il momento di prendere questa decisione. Avete 20 secondi di tempo da adesso. Giocatrici, tutto è deciso a questo punto. Giocatrici, ho una notizia da darvi. Nessuno di voi ha premuto il pulsante. A questo punto è molto facile. Abbiamo due certezze. Una di voi vince 1000 euro in gettoni d'oro, l'altra va a casa senza niente. Perché per Gennaro la peggiore sei tu, Tiziana. Tiziana, dovevi prenderti quei 500 euro, hai anche dato i tuoi bigoli. Mannaggia, ho sbagliato la chiave di lettura e non ho premuto il pulsante. Ma almeno me la sono giocata tutta fino alla fine. Vincere a tavolino o perdere a tavolino non è corretto. E quindi ho voluto giocarmela fino in fondo. Hai fatto bene, sei stata una sportiva. È una scelta, purtroppo vai via senza un euro. Mary, 1000 euro per te, Mary, complimenti. Ho vinto! Era partita di casa per vincere. Poi quando ho visto il ragù non c'era partita. Niente male, te la sei Brava, giocata Mary. benissimo, Gennaro. Perché il piatto di Tiziana, secondo te, era il peggiore. No, Tiziana, il tuo ragù non avvolgeva adeguatamente i bigoli, sinceramente. La gallina ha messo un po' in secondo piano l'anatra. Mary, complimenti per i tuoi 1000 euro. Tiziana, grazie di aver partecipato, sei stata divertentissima. Gennaro, con te ci vediamo in una nuova sfida. Domani sera. Alessandro Borghese, piatto ricco, strategia in cucina, già.